Parte alla grande la 15ª edizione di Mare Nord-Est che si inaugura oggi, giovedì 28 maggio, in Piazza Unità con gli stand, con tanti giovani, tante fotografie, installazioni, attività. Ci sarà poi il tridente, la traversata, c'è tanto in questa edizione. Lo chiediamo a Roberto Bolelli, cofondatore proprio di Mare Nord-Est, ideatore di questa rassegna che porta nuovamente in centro città le tematiche della sostenibilità del mare, l'educazione ai più giovani e tanto altro ancora. Bolelli. Sì, 15ª edizione, quindi come si scrive, anzi come viene scritto sull'Amerigo Vespucci, non chi inizia ma chi persevera, e quindi noi dopo 15 anni veramente di lavoro siamo riusciti veramente a fare un evento che riteniamo estremamente importante soprattutto per la diffusione della cultura del mare, che è un po' il nostro obiettivo fondamentale. Bellissimo, fantastico, emozionante vedere soprattutto tanti ragazzi giovani e questa apertura con il botto, con l'Istituto Nautico, che veramente insomma così ci riempie di orgoglio, e soprattutto anche quello che a noi preme è l'interazione dei ragazzi. Infatti vedere come i ragazzi del Politecnico di Torino, che sono qui presenti con un loro stand e soprattutto con delle loro creazioni, interagiscono direttamente con i ragazzi del Nautico, quindi quello proprio che noi abbiamo a cuore. Non solamente questo, tanto altro, ovviamente un grande focus su tutte le tematiche ambientali, con le installazioni che abbiamo avuto l'onore di presentare come quelle di Elisabetta Milan, un'artista udinese che ci ha dato la possibilità di far vedere che cosa con le plastiche recuperate dal mare si può costruire per creare un messaggio fondamentale: rispettate il mare. Veniamo dal mondo della subacquea, però ci occupiamo spesso anche delle coste. E come ci ha raccontato Roberto Bolelli, sono proprio i ragazzi delle scuole i protagonisti della giornata inaugurale di Mare Nord-Est. Alle mie spalle in fondo c'è lo spazio dove sono state allestite le loro fotografie accanto a quelle dei professionisti. Questa 15ª edizione si è addirittura potenziata rispetto ai contributi degli scorsi anni, perché abbiamo una giornata in più proprio dedicata ai ragazzi delle scuole. Stimiamo che nel corso delle 4 giornate avremo con noi 450 tra bambini, ragazzi e studenti universitari. I nostri collaboratori sono tantissimi. La fotografia, e anche questo è uno strumento che abbiamo adottato per poter parlare di mare, di tutela ambientale in maniera molto diretta e coinvolgente. Lo facciamo con dei professionisti subacquei, ma l'abbiamo fatto appunto anche con le scuole. Abbiamo inaugurato ad aprile la prima gara di fotografia costiera marina con i ragazzi del CIOS che sono stati coinvolti. Adesso abbiamo appunto avuto le premiazioni dei migliori primi 3 scatti. Ci sono tantissime altre bellissime foto di fotografia subacquea che abbiamo raccolto durante la seconda gara internazionale di fotografia subacquea a Trieste, fatta ad aprile. Organizziamo delle pulizie dei fondali fatte addirittura con bambini della scuola materna, quindi nella fascia tra i 4 e i 6 anni, quindi veramente raccogliamo bambini e ragazzi di tutte le età. Manuele Vitale, ospite a Mare Nord-Est. Ci sono foto che raccontano un paesaggio, un animale, un ambiente. Ci sono altre foto che fungono più da manifesto, che racchiudono dentro una simbologia, un racconto, e che, se non capite al volo, potrebbero essere spiegate. Sì, infatti è stato organizzato questo progetto di fare delle foto concettuali, dando un tema ai ragazzi, e ci sono riusciti. È stato un bellissimo esperimento, perché grazie a loro siamo riusciti ad avere una serie di fotografie dove ho spiegato che in questo caso le foto non devono essere belle, ma devono essere buone. Devono essere buone perché devono raggiungere un concetto, un obiettivo. E allora tutte le foto sono buone. E poi è normale che, come in una galassia, ci sono stelle più splendenti e stelle meno splendenti. Ci sono foto che possono arrivare prima, ma foto che possono arrivare dopo, ma entrambe, tutte sono comunque giuste, tutte buone. E Mare Nord-Est è vicino e ha abbracciato questa filosofia, cioè che il mare debba essere presentato in tutte le sue forme, anche fotograficamente, sia nella parte bella delle foto con alcuni grandi fotografi, ma anche delle foto buone che possono raggiungere un obiettivo anche con i ragazzi.
È il sorvolo sopra il Golfo di Trieste, poi l'ammaraggio nello specchio acqueo di fronte a Piazza Unità degli idrovolanti, uno degli elementi più iconici e distintivi di questa seconda giornata di Mare Nord-Est, la 15ª edizione, quella del 2026. Gli idrovolanti che sono venuti in città nell'ambito del GIDRO, il Giro d'Italia in idrovolante. È un evento particolare, senza ombra di dubbio, estremamente impegnativo nell'organizzazione perché chiaramente non è mai stato fatto, però il fatto di poter dare alla nostra città una piacevole cartolina di quello che tra l'altro era già stato fatto nel 1926, per intenderci, con la questione appunto del primo volo commerciale che congiungeva appunto Trieste con Torino con gli idrovolanti, è evidentemente un motivo per ricordare che Trieste è sempre stata artefice di grandissime iniziative. Noi siamo qui a Trieste, è la quarta tappa, la seconda edizione del Giro d'Italia è partita il 22 di maggio e siamo qui al Molo d'Ace, che qui, anche qui insomma c'è stato momenti gloriosi e addirittura quest'anno si rievoca il centenario della prima compagnia di idrovolanti, la Sisa, che collegava Trieste passando da Venezia a Pavia, Torino. Non è solamente volo da diporto sportivo, ma anche un volo che serve anche al monitoraggio dell'ambiente, alla salvaguardia delle coste, dei parchi marini protetti e delle aree protette come parchi costieri e quant'altro. Presentiamo i piloti di questi idrovolanti che sono arrivati oggi a Trieste. Pascal Ballet, vengo della Svizzera. Benissimo. Poi? Graziano Massolari, vengo da Cremona. Sergio Scaramuzzi da Sondrio, Valtellina. Bruno Garbellini da Sondrio, Valtellina. Angelo Bonardi, anche lui da Cremona. Riccardo Brigliadori dalla terra bergamasca. Lodovico Vestani da Ferrara. Con gli idrovolanti moderni vogliamo ricordare i fasti e gli uomini che hanno fatto gli idrovolanti di allora. Infatti qui in questa zona nascevano gli idrovolanti, li costruivano nei primi del Novecento e noi vorremmo portare avanti ancora quel discorso qua degli idrovolanti, proprio ricordando chi li ha inventati, chi li ha costruiti, facendo queste commemorazioni. Noi siamo il Team S55 del Politecnico di Torino. La realtà di team studenteschi permette ai ragazzi, quindi agli universitari, di scegliere un campo di apprendimento e specializzarsi in quello, quindi impratichirsi e toccare con mano quello che si studia. Noi in particolare ci occupiamo di fare una replica dell'idrovolante storico che è il Savoia Marchetti, l'S55X, quello della trasvolata del decennale. E lavoriamo su 3 progetti, quello che vedete qui è in scala 1:40 stampato in 3D, ma in realtà in Piazza dell'Unità è esposto proprio il prototipo che ha già volato 7 volte, in scala 1:8, quindi è un 3 metri per 2, totalmente in carbonio, con pezzi in additive manufacturing, interamente realizzato da noi. Noi in realtà siamo particolarmente all'avanguardia e bisogna trovare il giusto compromesso tra affidabilità e poi avanzamento delle tecnologie, quindi quello assolutamente. Come in passato loro nel 23 sono stati pionieri e molto coraggiosi perché volavano su legno e tela, adesso noi interpretiamo in chiave, ispirati dal passato e la nostra storia, e cerchiamo di portarla ancora più in alto. L'idea nasce anche da attività precedenti a questo team, in cui il Politecnico di Torino è stato all'avanguardia per la propulsione elettrica, in particolare elettrica con fuel cell a idrogeno, e l'idea è realizzare il primo idrovolante a idrogeno della storia. E questi ragazzi sono fantastici perché a parte i risultati che hanno ottenuto, stanno seguendo un percorso formativo importante, gli dà l'opportunità di sperimentare quello che poi troveranno in azienda, quindi dall'idea alla sperimentazione in laboratorio e poi finalmente al volo. I requisiti degli enti aeronautici sono quelli per il 2050 di arrivare a impatto zero da 3 punti di vista sostanzialmente, dal punto di vista dell'impatto sul rumore, sulle emissioni e proprio per questo ci stiamo avvicinando all'elettrico. Contiamo che il rumore prodotto da questi velivoli è per il 60% elica, per il 40% motore. Con un motore elettrico si ridurrebbe a zero questo 40%. Con un motore elettrico a fuel cell si ridurrebbe a zero le emissioni, perché il prodotto di questi velivoli è soltanto acqua, che idrogeno e ossigeno danno elettricità per i motori elettrici e acqua come prodotto, non è una combustione ma come prodotto di scarico. Hanno autonomia i motori elettrici? Il nostro prototipo lì esposto che ha già volato è totalmente elettrico.
ha un'autonomia di circa 20 minuti, anche se noi per le prove di volo dobbiamo essere conservativi. E in realtà poi con il nostro prototipo più ambizioso, che vuole implementare la tecnologia delle celle a combustibile ad idrogeno, lì come in passato il Savoia Marchetti ha battuto i record di autonomia e di quota di tangenza, anche noi vogliamo toglierci qualche soddisfazione sull'autonomia. Il punto di partenza è almeno un'ora in volo, ma il cielo è il limite, quindi si può pensare anche di cambiare configurazione per ambire a qualcosa di più. Idrovolanti ancora protagonisti alla terza giornata di Mare Nord-Est, accolti questa mattina dalla fanfara dei bersaglieri di Abbiategrasso. Passeggiare lungo Piazza Unità e nel tratto di Rive Prospicente con un tempo invidiabile nonostante il caldo ha dato dunque modo ai triestini ed ai turisti, anche oggi, di assistere ad uno spettacolo di grande effetto e di grande fascino. Accanto infatti agli idrovolanti, la cui sola presenza ha consentito a parecchi di immaginarne un utilizzo più concreto e non legato esclusivamente ad eventi, la fanfara dei bersaglieri ha aggiunto quel tocco di allegria in più che ha certamente fatto la differenza, trasformando anche i momenti ufficiali in un vero e proprio happening, rompendo gli schemi di un protocollo certamente rispettato, ma che in occasioni come questa sembra fatto apposta per saltare. Mare Nord-Est però è anche altro. Abbiamo fatto un villaggio splendido, che abbiamo di tutto. E oltre certamente noi siamo per la divulgazione dell'amore per il mare e per la divulgazione presso i giovani soprattutto, perché poi domenica ci saranno solo bambini con l'ARPA, con l'OGS che farà loro vedere delle meraviglie del mare, che cosa il mare ci può dare. Noi passiamo attraverso i giovani, questo è il nostro punto fermo. Il villaggio dunque, allestito per ospitare incontri, conferenze, dando spazio a parecchie delle realtà che con il mare hanno a che fare per la loro stessa missione. Alla base una considerazione quasi elementare. Non si riflette sufficientemente sul fatto che Mare Nord-Est è una manifestazione che punta molto sul territorio. Il legame Trieste-Mare è evidente, però c'è, diciamo così, tutto un territorio che gira attorno. Assolutamente sì. Mare Nord-Est si è impegnato molto in questi anni a portare la divulgazione del mare, di tutte le attività che girano e ruotano intorno al mare. Siamo riusciti a coinvolgere soprattutto gli studenti dell'Istituto Nautico e di altri istituti che hanno partecipato in queste 2 giornate. Abbiamo totalizzato 450 studenti più o meno che hanno ascoltato vari relatori di fama anche a livello nazionale. Mare Nord-Est non è un appuntamento che si esaurisce nelle giornate che riempiono Piazza Unità, vi è una preparazione certosina i cui frutti concretamente poi si vedono. Edoardo Nattelli si occupa dell'aspetto logistico di Mare Nord-Est. Che cosa significa da questo punto di vista organizzare una manifestazione come questa? Si tratta di mesi e mesi di preparazione, perché nonostante si pensa a tutto, c'è sempre qualcosa che poi all'ultimo momento può andare male. Quindi il mio compito è di fare in modo che il villaggio venga allestito con i nostri requisiti, con tutto quello che serve per far funzionare un villaggio come il nostro, che quest'anno è di 4 giorni. Quindi è duro lavoro, per me Mare Nord-Est è quasi finito, perché i miei compiti sono finiti, sono sempre ovviamente a disposizione perché ci mancherebbe, ma mi sto rilassando un attimo. Lunedì sarà già nuovamente il problema, l'avventura che affronteremo il prossimo anno, quindi sì, si finisce un paio di giorni, un paio di settimane al massimo e poi si ricomincia nuovamente a pensare, a progettare il prossimo anno. Abbiamo già pensato qualcosa mesi fa, l'abbiamo buttata lì in cantiere, però avevamo appunto la manifestazione, però siamo già a un buon punto per la prossima, ecco.
I triestini, si sa, amano farsi raccontare la propria storia ed anche le vicende del territorio. A questo proposito, in uno degli stand è allestita la mostra Eroi dell'Istria, la storia di Licio e Mario Visentini, che attraverso una serie di pannelli con riproduzioni di foto d'epoca ripercorre, grazie all'Unione degli Istriani, la storia dei due fratelli decorati con la medaglia al valor militare. Il programma di Mare Nord-Est propone altre 2 esposizioni fotografiche, Sguardi dal mare, dedicata alla fotografia subacquea, e la mostra di fotografia costiera degli studenti del CIOFS Friuli Venezia Giulia. Ultima giornata di eventi per l'Arsegna Mare Nord-Est, con le prove di salvamento in mare da parte di questi splendidi cani e poi con l'arrivo della traversata delle 3 nazioni, la gara internazionale di nuoto in acque libere organizzata appunto per l'evento, competizione con una distanza di 27 km con gli atleti che sono partiti al mattino alle ore 7 dal porticciolo di Salvore per arrivare qui a Trieste nel pomeriggio. Ma andiamo innanzitutto a scoprire questi splendidi cani e i loro padroni. Con Emanuele Esposito della Scuola Cani Salvataggio Trieste per parlare del lavoro che si andrà a fare in acqua con questi splendidi amici dell'uomo. Adesso andremo a fare delle prove di salvataggio, quindi un'esibizione in cui metteremo in fila tutta una serie di tecniche. Dall'inizio c'è anche un cucciolo oggi di 7 mesi, quindi facciamo vedere l'approccio al mare di un cucciolo, gli stili di nuoto, gli stili di salvamento, i presidi che noi usiamo, i Baywatch, i classici salvagenti, quelli della serie TV famosa, la tavola da SUP per recuperare una persona fintamente incosciente, e poi il divertimento dei tuffi dei nostri cani, chi si tufferà dall'alto, chi sceglierà di scendere le scale e adagiarsi normalmente in acqua. Naturalmente si tratta di operatori professionisti ma anche di volontari che pian pianino imparano le tecniche con i loro cani. Sì, i cani sono tutti nostri, siamo tutti volontari, ognuno ha il proprio cane e si addestra tutto l'anno. Noi ci troviamo ogni weekend a Barcola e ogni settimana facciamo tutta una serie di attività, anche d'inverno a secco ovviamente, senza andare in acqua, e durante l'estate, che quest'anno è arrivata un po' repentina all'improvviso, e infatti è una delle prime entrate che facciamo in acqua. Eravamo un po' tutti quanti titubanti perché qua già la situazione è diversa dal solito, siamo in strada, scotta l'asfalto, quindi ho mandato subito i cani in acqua a raffrescarsi, anche gli operatori, perché sono tutti quanti con la muta ed era meglio evitare colpi di calore. Mare Nord-Est ovviamente una vetrina, ma poi ci sono le occasioni in cui un cane riesce anche ad aiutare a salvare una vita. Allora, noi non è mai successo perché Trieste, come più volte poi ho raccontato, tutti sappiamo nuotare. Abbiamo il mare immediatamente profondo, quindi è difficile trovare qualcuno che non sa nuotare, ma noi siamo sempre là. Ogni sabato ci troviamo alle 7:30, dalle 7:30 alle 9 a Barcola non c'è il presidio di salvamento, siamo noi là a disposizione, chi col brevetto da salvataggio, chi il brevetto di rianimazione cardiopolmonare, ce l'abbiamo quasi tutti, proprio perché è importante essere pronti in qualsiasi evenienza, anche in realtà nella vita normale, perché tutto quello che facciamo noi, dall'addestramento alle attività magari un po' più specifiche, possono servire anche nella vita di tutti i giorni. Importante poi che per il cane il tutto risulti un gioco. Per loro è un gioco, non vedono l'ora di tuffarsi appena hanno sentito l'odore del mare, per loro era un momento di divertimento, nessuno viene costretto, anzi poi tutte le razze quasi sono tutte le nostre razze da acqua e quindi la loro natura andare in acqua e divertirsi e nuotare. Quindi l'evento di punta della domenica, la terza traversata delle 3 nazioni, gara di nuoto in acque libere, individuale e staffetta, che ha visto impegnati atlete e atleti provenienti da Italia, Slovenia e Croazia. Una sfida di 27 km con partenza dal porticciolo di Punta Salvore nell'Istria croata e arrivo a Trieste sulla Scala Reale davanti a Piazza Unità. Partenza da Punta Salvore alle 7 di mattina, 27 km, come ci si sente alla fine? Un po' stanchini, come direbbe qualcuno, no, entusiasti, perché è una bella manifestazione. Mare Nord-Est lo organizza benissimo, dà un supporto che è meraviglioso. In fondo noi ci dobbiamo soltanto mettere le braccia, quindi si fa volentieri, è bello, è bello. Poi arrivare a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, con i triestini che ti battono le mani, i cani che abbaiano, è fantastico, è meraviglioso. Da dove viene lei? Da Vercelli, apposta, il secondo anno e il prossimo sarà il terzo.
Beh, ci si sente molto bene, è stata una giornata di mare, una giornata splendida di nuoto con un'ottima compagnia con gli amici e di meglio non si poteva chiedere per questa domenica. Una competizione che ha messo in risalto la bellezza del golfo e la capacità dei nuotatori di dare il loro meglio nonostante il moto ondoso, uno spettacolo nello spettacolo che ha accentuato anche la componente sportiva di questa edizione da ricordare di Mare Nord Est.